Le morti bianche bianche. Le chiamo così perché riguardano le morti sul lavoro di giovanissimi lavoratori. Una tragedia sulla tragedia. L'INAIL ogni mese ci fornisce questi dati e pur non essendo, come sappiamo, rappresentativi di tutte le categorie lavorative, possono fornire spunti interessanti per valutarne la drammaticità. E così scopriamo che nel mese di gennaio 2017 sono deceduti 5 lavoratori, di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Tantissimi. Se consideriamo che l'indice di incidenza, ossia quanti muoiono ogni milione di giovani occupati, è superiore a tutte le fasce di età fino a 65 anni. Anche nel 2016 e negli anni precedenti l'indice di incidenza era elevato, ma non così. Se poi consideriamo che nel primo mese dell'anno l'INAIL registra 54 morti sul lavoro contro i 29 dell'anno precedente, escludendo sempre gli infortuni mortali in itinere, forse qualche riflessione va fatta.